ciao, 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 bentrovati, ore 14.08, scusate siamo un attimo in ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia, un saluto a tutti quanti, benvenuti, ben ritrovati a Ripartiamo dal Dono, la trasmissione di 20 minuti di Fondazione Banca degli Occhi per parlare di cultura del dono e per sensibilizzare sul tema della donazione. Oggi puntata importante, ma prima desidero salutare e ringraziare Francesco e Sofia Vittoria di Cavarzere che ci hanno inviato questo bellissimo disegno. Grazie bambini, un saluto anche ai vostri genitori, il papà e la mamma. E oggi ci scusiamo, ma e questo è il bello della diretta, dovevamo avere la dottoressa Elena Momesso e il dottor Fabio Tofoletto, ma purtroppo per una urgenza legata al loro lavoro di rianimatori non possono essere qui con noi, ma questo è il bello della diretta e quindi abbiamo subito chiesto a un collega di fondazione di portare invece la sua testimonianza e il suo racconto sul lavoro che fa. Ci colleghiamo quindi subito con l'amico e collega Davide Camposampiero. Buongiorno a tutti, salve, buon Ciao, pomeriggio. ciao Davide, ciao, ben trovato, grazie di essere qui. Davide è il responsabile del laboratorio di Fondazione Banca degli Occhi, grazie di aver fatto questo collegamento, un collegamento al volo, ma naturalmente la puntata con la dottoressa Momesso e il dottor Tofoletto verrà ripresa nelle prossime settimane, anzi colgo l'occasione per augurare davvero di cuore un buon lavoro ad entrambi in questo momento. Davide, allora, grazie innanzitutto per essere qui con noi. Tu sei il responsabile del laboratorio di Fondazione Banca degli Occhi. Ti chiederei innanzitutto in che cosa consiste il tuo lavoro, con che gruppo di colleghi collabori e raccontaci un po' come anche hai incontrato nel tuo percorso professionale Fondazione Banca degli Occhi. Sì, guarda, io ho una formazione di tipo biologico, infatti sono un biologo e ricordo ancora il giorno in cui ho sentito parlare di fondazione. Stavo facendo il tirocinio all'Istituto di Microbiologia dell'Università di Padova e il responsabile del laboratorio di allora, Diego Ponzin, che adesso è direttore anche sanitario, si è rivolto al mio professore perché aveva un problema all'interno dell'area e grazie alle competenze in campo microbiologico, insomma, sono stato coinvolto dapprima a titolo volontario e poi si doveva arrivare ad una borsa di studio, ricordo ancora, stiamo parlando del 97, del secolo scorso, e insomma la borsa di studio non è mai partita di fatto perché mi hanno direttamente assunto il laboratorio. All'epoca in laboratorio eravamo in 4 persone fondamentalmente e da qui è cominciata la mia avventura, la mia appassionante avventura in Fondazione Banca degli Occhi. Quindi sono entrato grazie ai microbi e sono approdato a un mondo che prima non conoscevo, maturando insomma delle esperienze, delle conoscenze che continuano ad aggiornarsi. La cosa interessante di questo lavoro è che anche l'evoluzione chirurgica del trapianto è in continua evoluzione e di conseguenza anche l'attività del laboratorio segue, supporta spesso l'attività dei chirurghi. E quindi è un lavoro in cui difficilmente ci si annoia, le sfide sono sempre nuove. L'ultima che abbiamo dovuto affrontare è stata appunto purtroppo la recente pandemia e in questo momento io coordino un gruppo di 8 persone che con peculiari, diciamo, competenze poi garantiscono la qualità dei tessuti che vengono distribuiti per trapianto. Sono tutte persone con competenze di tipo biologico perché
sono richieste conoscenze di base per valutare l'idoneità dei tessuti che vengono distribuiti, e chiaramente non esistono scuole che formano ad hoc una persona per l'attività di banca degli occhi. Considerate che le banche degli occhi in Italia sono 14, quindi impiegano in tutto una sessantina di persone, 60-70 persone, quindi diciamo si devono maturare le competenze lavorando sul campo, imparando e tenendo sempre il cervello collegato. Ecco, non è un'attività questa che si può svolgere come una catena di montaggio, ma insomma, e poi ognuno trova la sua nicchia. C'è chi è più bravo sull'aspetto di preparazione dei liquidi, c'è chi è più bravo invece sull'aspetto della manualità di preparazione dei tessuti, altri hanno più passione per i controlli di qualità sulla microbiologia. Insomma, è un lavoro molto vasto, insomma, di cui appunto continuo a essere appassionato dopo anni, insomma, che sono all'interno di fondazione. Tu da quanti anni è che sei in fondazione? Dal 97, quindi faccio un po' 23 anni. Siamo sui 23 anni ormai. Senti Davide, volevo chiederti questo. Guarda, partendo proprio da questo disegno di Francesco e Sofia Vittoria che ci hanno inviato, che il titolo è Il viaggio in mongolfiera, e quindi scusa, me lo fai rivedere bene, perché dai, non è detto che una persona in banca degli occhi veda sempre perfettamente. Guarda che bello, ok. Ecco, quindi questo viaggio della mongolfiera, quindi tra le nuvole e le stelle, in realtà in questo lockdown invece noi di Fondazione Banca degli Occhi abbiamo sempre tenuto i piedi ben saldi per terra, affrontando l'emergenza Covid-19. Ecco, vorrei chiederti un tuo commento proprio su questo periodo, soprattutto che periodo è stato umanamente e professionalmente per te? Guarda, è stato un periodo che davvero è partito molto molto così, cioè non saprei neanche come definirlo, sai, perché noi nel giro di pochissimi giorni abbiamo visto calare di molto le richieste di cornea. Mi ricordo ancora i momenti, diciamo, che di ora in ora le prenotazioni dei tessuti per trapianto venivano disdette improvvisamente perché tutte le attività non urgenti delle sale operatorie venivano improvvisamente sospese, non solo in Veneto, ma anche in tutta Italia e poi anche all'estero. Quindi erano momenti, diciamo, frenetici perché diversamente da quanto succede normalmente nella comune attività, i chirurghi ci chiamavano per disdire le prenotazioni. In genere invece quando chiamano spesso e volentieri servono cornee, no? In questo caso invece abbiamo vissuto questi momenti con molta, diciamo, stando molto molto sul pezzo, anche perché contemporaneamente sono leggermente calate anche i prelievi e non si sapeva bene all'epoca come sarebbe andata a finire, no? Quindi c'era tensione per il momento, per quel momento, ma soprattutto una grande incertezza su cosa sarebbe successo dopo, su come avranno gestito il laboratorio, il personale del laboratorio, in quanto, sai te, se avessimo avuto qualche problema di infezione all'interno del gruppo, un po' piccolo, insomma, avremmo di fatto bloccato l'attività del laboratorio. Quindi fortunatamente da questo punto di vista non ci sono stati problemi e poi, insomma, grazie all'aiuto della Regione Veneto, dapprima in Veneto e poi in Italia, è ripresa l'attività di trapianto. Questo, diciamo... sì, è giusto ricordarlo. Sì, grazie alla istituzione di linee di chirurgia Covid-free, in cui appunto tutta la filiera
chiamiamola così, dell'attività operatoria era controllata, quindi garantita, immune, e quindi in questa maniera, diciamo, molto gradualmente sono ripresi i trapianti, abbiamo ricominciato a selezionare tessuti. Fortunatamente poi abbiamo un sistema di conservazione che ci consente di conservare le cornee non per pochi giorni ma per qualche settimana. Certo. E quindi adesso, diciamo, possiamo dire di essere usciti dalla grande emergenza, nel senso che ormai le attività sono tornate a regime. Noi all'epoca ci siamo anche attrezzati per prevenire eventuali problemi di infezione, non delle cornee, perché quelle erano già selezionate a priori, quindi sui donatori possiamo stare assolutamente tranquilli, ma quanto del personale che lavora all'interno, come dicevo prima, che lavora all'interno del laboratorio, e quindi per un certo periodo, per un mese, abbiamo lavorato divisi in due gruppi separati, che non si vedevano mai, non si compravano mai, sostanzialmente questo per diminuire il rischio di restare appunto tutti in quarantena nel caso in cui qualcuno si fosse ammalato. Adesso, diciamo, con le dovute precauzioni, siamo tornati a lavorare in gruppo e le attività, diciamo, sono riprese sia in Italia che anche qualcosa all'estero. Insomma, possiamo, diciamo, guardare con un certo ottimismo, anche se l'attenzione deve restare massima. Massima, certo, certo, certo. Ecco, intanto ho visto in sovrimpressione la regia, ricordiamo la regia Maria Paola Scaramuzza, ci ha fatto vedere alcuni messaggi di gruppi AIDO che ci seguono, quindi ciao ciao anche ai gruppi AIDO che ci seguono sempre con costanza e attenzione. Ma Davide, hai parlato di passione, hai parlato di professionalità. Io prendo un altro disegno che c'era arrivato la scorsa volta da parte di Gianfranco e di Sofia, eccolo qui, due mani che portano un cuore, due mani che portano un dono. Grazie bambini anche per questo disegno. Noi di fatto riceviamo un grande dono che le persone ci fanno e per un tratto lo custodiamo nel nostro laboratorio. Ecco, ti puoi spiegare un po' e approfondire un po' in che cosa consiste il lavoro del laboratorio di Fondazione Banca degli Occhi, che ricordiamo copre il 51% delle richieste di tutte le richieste di trapianti di cornea a livello nazionale. Questo è un dato davvero importante. Sì, guarda, il lavoro all'interno del laboratorio consiste nel certificare la qualità delle corna. Questo per noi significa fare in modo che il trapianto, che il tessuto trapiantato duri il più a lungo possibile. Detto così sembra molto semplice, perché diciamo, questa è la sintesi ed è anche lo scopo che anima l'attività del personale di laboratorio, che tra l'altro sente molto la responsabilità dei tessuti, del destino dei tessuti, per cui noi facciamo di tutto perché i tessuti non vengano minimamente danneggiati dalle nostre attività di verifica, ma che anzi, insomma, trovino una collocazione chirurgica nel maggior numero di casi. Abbiamo anche casi di tessuti che non possono essere utilizzati per trapianto, e il nostro lavoro è appunto fare in modo che vengano trapiantati solo i tessuti idonei. Ma prima di dichiarare un tessuto non idoneo vi assicuro che le proviamo tutte. Questo è anche favorito dal fatto che ultimamente la chirurgia è molto mirata alle singole parti della cornea. Sì. Mentre una volta si trapiantava la cornea in tutto il suo spessore, quindi doveva essere idonea in tutti i suoi strati, adesso i passi da gigante che ho visto anche nell'attività lavorativa, che la chirurgia appunto
ha svolto in questi ultimi 10 anni ci fa utilizzare cornee che prima non potevano essere utilizzate per trattamento. Quindi abbiamo aumentato il ventaglio di possibilità di trapianto dei tessuti che riscriviamo. Detto questo, i controlli che noi facciamo sono di tipo biologico e microbiologico. Molto in sintesi, i controlli di tipo biologico interessante anche questo. Si basano fondamentalmente sulla osservazione delle parti della cornea e la verifica che tutti gli elementi cellulari della cornea siano nella norma, che non presentino alterazioni, che non presentino patologie, che siano vitali e che quindi abbiano tutte le caratteristiche necessarie per poter essere trapiantate in totale sicurezza e che il trapianto duri il più a lungo possibile. Poi sappiamo tutti che l'occhio non è un organo sterile, almeno sulla parte corneale è esposto all'aria. Nell'aria ci sono vari agenti microbici. Uno lo conosciamo bene, ma ce ne sono molti altri, e questi potrebbero essere teoricamente trapiantati, no? Noi evitiamo questo, quindi facciamo tutta una serie di controlli per evitare che assieme alla cornea vengano distribuiti anche batteri e funghi. Quindi, sì. E quindi diciamo molta parte del nostro lavoro è proprio indirizzata a verificare che il tessuto non possa trasmettere qualche infezione. Allora, so che Ilaria ne aveva già parlato. Certo, nella puntata precedente. E qui parliamo di infezioni trasmissibili. Il mio ruolo è evitare che vengano trasmesse infezioni sostenute da microrganismi che potrebbero accidentalmente arrivare sulla cornea ancora prima del prelievo che noi andiamo a fare. E quindi facciamo tutto un lavoro molto molto accurato, vari controlli che sono numerosi e poi protratti nel tempo, per evitare che possano sorgere delle infezioni dopo trattamento. Fatto questo lavoro, noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi abbiamo certificato la qualità delle cornee e anche, tra virgolette, la sicurezza microbiologica dei tessuti che andiamo a distribuire. Quindi, come puoi ben capire, come avevo già accennato prima, è un lavoro che ha molte sfaccettature. Certo. Oltre a questo, soprattutto negli ultimi anni, facciamo anche delle lavorazioni sui tessuti che anticipano, che sostanzialmente hanno trasferito l'attività in parte dell'attività chirurgica della sala operatoria viene anticipata nel laboratorio della banca degli occhi. Sostanzialmente noi forniamo ai chirurghi dei tessuti che sono già pronti per essere trapiantati. Quindi tessuti già, concedimi il termine, semilavorati, si può dire, cioè già diciamo trattati in maniera tale che il chirurgo si debba occupare dell'aspetto proprio operatorio, della pratica operatoria, che ce n'è già abbastanza, perché tutto il lavoro che precede questa fase è stato fatto in banca degli occhi. Sì. Il vantaggio di questo è che, visto che spesso si tratta di lavorazioni che diciamo sono piuttosto delicate e quindi potrebbero anche sortire un effetto indesiderato, cioè potrebbero andare male, il vantaggio di questo è che l'attività che facciamo in banca degli occhi può sempre godere di una serie di cornee di riserva, che se qualcosa dovesse andare storto durante la preparazione abbiamo sempre un tessuto di riserva, cose che magari il chirurgo a disposizione non ce l'ha sempre in sala operatoria. Quindi, certo. E quindi diciamo abbiamo anche questo tipo di attività ed è questa l'attività in cui si esplicano meglio certe abilità, diciamo, chirurgiche del personale del laboratorio che ha modo di preparare i tessuti perché siano pronti, diciamo, per la fase successiva del trattamento. Certo. Senti Davide, nelle puntate precedenti
così raccontando, intervistando un po' i protagonisti anche del mondo sanitario impegnati nella cultura di donazione, dicevo sempre e continuo sempre a crederlo che i risultati, gli importanti risultati non sono mai frutto del lavoro di un cavaliere, di una sorta di eroe solitario, ma di tanti gesti di generosità, professionalità, di passione che portano a un grande risultato, che nel nostro caso è quello di ridare la gioia di vedere. Ecco, quanto è importante nel tuo gruppo e più in generale il lavoro di squadra e la fiducia tra colleghi? Beh, guarda, in un lavoro come il nostro, il lavoro di squadra è la chiave di tutto, perché neanche, come tu giustamente dicevi, non esiste il battitore libero da noi che può fare tutto da solo, perché l'attività è così complessa che per portare una cornea a trapianto sono necessari così tanti step che una persona da solo non riuscirebbe a fare. Quindi importante il lavoro di squadra all'interno del laboratorio, perché lavoriamo tutti coordinati uno con l'altro e ciascuno sa che il proprio lavoro dipende dalla qualità del lavoro del vicino di postazione, e sa che il proprio lavoro dopo andrà nelle mani di un altro vicino di postazione che dovrà continuare casomai quell'attività. La fiducia è fondamentale ma sai, quella si crea col tempo, perché lavorando 8 ore al giorno in un ambiente, diciamo, confinato per motivi di sicurezza, in un ambiente confinato come quello del laboratorio, si crea, diciamo, un microcosmo all'interno del quale ogni minimo cambio di umore viene registrato, insomma, vissuto, metabolizzato e fortunatamente restituito sempre con esiti positivi. Certo. Ma non mi limiterei al gruppo del laboratorio, perché il gruppo del laboratorio a sua volta dipende dagli altri gruppi che lavorano in fondazione, dalle altre aree che lavorano in fondazione. E ripeto, il laboratorio da solo non farebbe niente, arriverebbe a compiere la propria attività, ma dopo, se non c'è nessuno che organizza le spedizioni, nessuno che seleziona gli allenatori, nessuno che tiene d'occhio la qualità in senso generale, nessuno che organizza questi belli eventi, queste belle dirette, non andremo molto lontano. E fuori fondazione dopo c'è tutta la rete trapiantologica, senza la quale fondazione stessa non potrebbe esistere. Quindi davvero questo è un tipo di attività in cui è indispensabile il buon funzionamento di tutte le sue parti, che travalicano i confini di queste pareti, insomma, vanno ben al di là anche degli ospedali. E tutto parte da un semplice ma apparentemente semplice sì. Da lì dopo scomincia un lavoro di squadra che davvero sarebbe bello, interessante capire quante persone portano dopo alla fine a far sì che quel sì trovi una realizzazione concreta nel ridare la vista a persone che ne hanno bisogno. Quindi diciamo che il lavoro di squadra è questo continuo lavorare uno per l'altro comincia da molto lontano per quanto riguarda la nostra esperienza ed è fondamentale. Non so sinceramente in quante realtà lavorative si possa calare questo concetto. Insomma, nel nostro sicuramente è un lavoro assolutamente molto premiante e tutto comincia da un dono. E questa è la cosa che spesso
che lascia anche un po' stupefatti, no? Perché certo, è da vero. un dono si arriva a un trapianto che spesso è molto molto delicato, molto complicato, richiede competenze, insomma è davvero una cosa, diciamo, molto molto suggestiva e forte, Certo. che ogni tanto è bello riscoprire, perché insomma altrimenti si riduce a un lavoro molto sterile. Potrebbe ridurci il tutto a un'attività molto sterile, insomma in realtà non è assolutamente così. C'è molto Certo. cuore, come in quel disegno. Senti Davide, io dico sempre, noi ci stiamo avvicinando alla conclusione, e adesso da dove ripartiamo secondo te? Da dove ripartiamo? Non ci siamo mai fermati in realtà. Mm. Non ci siamo mai fermati, perché anche nei giorni più bui c'era qualcosa da fare, c'erano corne da selezionare comunque, le corne in ingresso. Non mi va neanche di dire che ripartiamo migliori di prima, perché mi sembra abbastanza retorica. In realtà, appunto, noi non siamo mai ripartiti, è un continuo andare avanti, un continuo Scusami, progredire. salutiamo anche l'amico Paolo Berti, un saluto da Paolo e complimenti per questa bella iniziativa. Ripartiamo dal dono. Grazie Paolo, grazie che ci segui. Ciao Paolo. Ecco, quindi Enrico, questo è, insomma, noi andiamo Ascolta, avanti. e Dimmi. se dovessi dire così, magari un oggetto, un libro, un film che ha caratterizzato questo periodo di lockdown, cosa diresti? Eh, guarda, ci pensavo proprio ieri, no, alla colonna sonora del lockdown, no? Una, una cosa, mi ha accompagnato in questo lockdown, no? Durante il quale poi abbiamo sempre lavorato, quindi è Sì, stato un lockdown vissuto tutte le mattine in treno per venire a lavorare, no? Cioè, poca gente, mascherina, un po' di tensione perché ci si guardava un po' in cagnesco al primo starnuto che si faceva. E, mi ricordo però un video che caratterizza per me questo lockdown è l'esibizione di un ragazzo a Roma che mm? in solitudine con la chitarra elettrica ha suonato un brano tratto dalla colonna sonora del film di Sergio Leone, C'era una volta in America, no? Di Ennio Morricone, no? E l'ha suonato in totale apparente solitudine dalla terrazza della propria casa in piazza Navona, e al termine dell'esibizione c'è stata un'ovazione di applausi di persone invisibili, ma che c'erano, capisci? E mi ha sempre molto emozionato questa cosa, questo ragazzo che poi molto semplicemente dice al microfono, tra l'altro lo stava filmando suo papà, e suo padre gli ha chiesto: allora sei contento? E lui fa sì. Ecco, quella potrebbe essere anche diciamo, il senso del lavoro che è stato fatto in laboratori in quei giorni, no? Pensavamo di essere da soli e in realtà c'erano familiari che donavano, persone in attesa di trapianto e che ci potrebbero chiedere: siete contenti? Noi molto semplicemente diremmo sì, con la trasparenza, con l'entusiasmo di un ragazzino che ha appena diciamo, fatto sentire le proprie note a centinaia di persone invisibili intorno, no? Quindi se avete occasione di vederlo, insomma, su YouTube si trova, ma capisco che questa è comunque un'emozione molto molto personale che io ho associato appunto
a quella condizione strana che abbiamo vissuto per qualche mese, insomma, e che resterà nella memoria, insomma, nella memoria storica di tutti, e personale, familiare Certo. di tutti. No, devo dire, grazie Davide di questa testimonianza, bellissimo questo messaggio finale, bellissimo, davvero bellissimo. Io non aggiungo altro perché è una bellissima testimonianza e è un bellissimo ricordo. Caro Davide, noi siamo alla fine di questa puntata, il tempo vola. Cari amici, grazie di averci seguito. La puntata con la dottoressa Momesso e il dottor Toffoletto sicuramente la recupereremo nei prossimi appuntamenti o eventualmente nella nuova edizione di Ripartiamo dal Dono a settembre. Bene. Io davvero dico grazie a Davide Camposampiero per essere stato con noi. Caro Davide, anche tu riceverai, come tutti i nostri ospiti, la maglietta Non perdiamoci di vista. Eccola fantastica, grazie. Eccola. Io davvero ringrazio Davide Camposampiero, responsabile del laboratorio di Fondazione Banca degli Occhi. Caro Davide, che il cielo sia sempre più blu per Fondazione Banca degli Occhi, per te in particolare. Un abbraccio a tutti i colleghi del laboratorio, grazie a tutti gli amici che ci seguono. Ciao, ci vediamo martedì prossimo, puntuali come sempre, ore 14, ripartiamo dal dono. Ciao e grazie. Grazie e un saluto a tutti. Ciao. Grazie Davide, ciao. Ciao.